destination unknown, known, 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 known. Ciao a tutti piaderolini, allora, con questo video di Shogun non farò vedere un multiplayer, ma vi mostrerò praticamente la nuova DLC che è uscita 2 giorni fa, 3 giorni fa, perché io l'ho presa ieri sera e volevo quindi fare vedere un pochettino che unità si sono andate a sbloccare con con questo nuovo pacchetto, insomma. Il pacchetto si chiama Saint and Hero, che praticamente dovrebbe dire tipo santi, come per dire divinità o dei, insomma, ed eroi. E infatti, come dice comunque il nome, come già si può dedurre dal nome, ci saranno una mucchia di unità d'elite dello Shogun vecchio, di eroi, insomma. Entro un attimo nella mia pagina del multigiocatore, se ci riusciamo. Ok, perfetto. E allora andiamo dentro i miei veterani. Allora, la prima cosa che vediamo che è stata sbloccata praticamente sono queste 3 nuove cavallerie, che sono 3 cavallerie eroe, insomma. Ce n'è una con arco, che praticamente ha portata 200, 60 di abilità nella ricarica, precisione 80, munizioni 30, morale spalatissimo 40, e hanno anche un buon attacco corpo a corpo, difesa corpo a corpo non male, comunque per essere un'arciera a cavallo, insomma, sono buoni come parametri anche da corpo a corpo. E quindi è una buonissima unità, diciamo, un eroe molto buono secondo me. Adesso tocca vedere i numeri, non li ho mai utilizzati ancora perché non ho avuto occasione di giocare da quando ho preso la DLC, però mi sembra molto buona, c'è già la portata a 200 e mi sembra che si possa anche aumentare fino ad arrivare a 225, credo che vada di 25 in 25. E quindi, cavoli, cioè, diventa bello rompiballe perché viene utilizzata molto come unità di disturbo, oppure quando comincia il combattimento vero e proprio si può utilizzare per stanare il generale nemico, insomma, e farlo andare in fuga più facilmente. Poi di altre abilità grosse non ne vedo, insomma, c'ha l'avvistamento, ma io comunque in genere tendo... Cos'è questa? Cerchio cantabrico. Quando è attivata fa ruotare l'unità di una formazione circolare. Ah, ho capito. Praticamente si mette a cerchio e quindi lancia freccia a ripetizione l'unità ed è meno facile da bersagliare dagli arcieri nemici. Ho capito, molto buono. E quindi in genere però io tendono, come dicevo, non potenziare molto gli eroi perché già hanno un costo abbastanza elevato, cioè per dire questi 1248 di base, le lance di Shizukata, che comunque la cavalleria praticamente con gli ari eroe 1440, anche se comunque cazzo ha dei valori alti anche questa. Attacco corpo a corpo 22, difesa un po' bassina, però quella gliela si può aumentare perché 4 è veramente ridicolo. Bonus nella carica 40, che minchia. Bonus contro la cavalleria 15 e una buona armatura. Diciamo che questi eroi hanno delle belle armature. 8, 8 e anche la cavalleria con katana di Kiyomasa ha 8 di armatura. E anche questa, cazzo, attacco corpo a corpo 30, adesso c'ho il potenziamento per le cavallerie. Difesa corpo a corpo 10, bonus nella carica 30, cioè questo se ti prende un'unità te la riduci in genere, un'unità di spade, qualsiasi sia, o Nodachi o Katane o Ashigaru con spada lunga, insomma, quello che è. Quindi queste qui sono le prime novità, sono queste 3 cavallerie eroe che saranno delle unità d'elite che avranno un numero molto ridotto, però che danno comunque del morale alle tue unità. Per cui verranno molto utilizzate, magari quando mandi l'attacco alle cavallerie contro le cavallerie nemiche ti puoi mandare o questa, la cavalleria con gli ari, che comunque fa in modo che le tue cavallerie vanno in fuga molto meno e combattano di più. Non sono male, però hanno un costo molto elevato, 1300, 1400, 1200. Però. Poi un'altra unità nuova è questo eroe praticamente con i moschetti, con i fucilazzi qua, con i moschetti amici o fucilazzi, chiamateli come volete. Morale 40, attacco corpo a corpo 16, alto per essere comunque un'unità da moschetto. Difesa corpo a corpo 5, non tanto, bonus nella carica 10, armatura 8, tutti gli eroi hanno quasi armatura 8, portata 125, che è già buona, che comunque può essere anche, vediamo se può essere aumentata.
portata di tiro aumentata, può arrivare fino a 150 a livello 5. E il bello di questo eroe poi non ha nient'altro, il fuoco di fila, la velocità raffica rapida, che sono comunque gli altri potenziamenti che hanno anche gli altri moschetti. La cosa bella di questo è che non costa tanto, 864, è abbastanza buono, è da morale. Adesso tocca vedere che numero, di quante unità sono, però comunque mi sembra buona come unità. Qualità costo, per vederla così, poi Piaderoli, ripeto, devo ancora provarlo. La vera incognita, che adesso si presenterà, è questa unità qua. I guerrieri ombra di Hanzo. A giudicare così sembrerebbe l'unità eroe dei ninja kid dei ninja. Non so se ci vuole il servitore per poterlo utilizzare, però come costo di base è 1728. Sti cazzi base senza potenziamenti. Vediamo un po' cosa presenta. Come statistiche: morale 40, attacco corpo a corpo 25, una mucchia, difesa corpo a corpo 15, buono, bonus alla carica 30, buono, armatura 6, non tanto ma più degli altri ninja, portata, poi questi a giudicare dovrebbero essere invisibili, penso, cioè, almeno col costo che hanno spero siano invisibili, perché sennò non li userà mai nessuno. Portata di tiro 50, perché loro tirano le bombe, come vi ricordate dagli altri ninja, abilità di ricarica 70, quindi tirano abbastanza frequentemente, precisione 50, buona, munizioni 11, tireranno 2-3 bombe, 4 bombe, poi dopo si stancheranno. C'hanno un'abilità molto carina, che adesso vi faccio vedere. Granate accecanti. Disabilitano momentaneamente l'unità che ne è il bersaglio. Adesso, io non l'ho mai utilizzata questa abilità. Richiede 5 gettoni per poter essere messa. Io non l'ho mai utilizzata questa unità ancora, quindi è questa abilità. Andando a sentimento direi che comunque nel momento in cui loro colpiscono con le granate accecanti un'unità bersaglio, questa non attacchi, e se tu l'attacchi la mandi in fuga abbastanza agevolmente, penso. Questo è quello che mi viene in mente. Poi adesso le proveremo insieme nei prossimi multiplayer e proverò a utilizzarle insieme a voi. Però mi sembra un'unità buona, però tocca vedere se è tanto buona per giustificare il costo di 1728. Allora, poi vediamo un pochettino altre unità nuove. Abbiamo queste due unità, praticamente è un eroe con Naginata, che ha morale 40, attacco corpo a corpo 18, 12 di difesa, bonus nella carica 25, bonus contro le cavallerie 15, armatura 9. Sono praticamente dei samurai, l'eroe dei samurai con Naginata. Hanno un'armatura come loro e hanno delle statistiche molto equilibrate come sono in Naginata poi, alla fine. Questa invece è l'eroina Hime di Gozen, che praticamente anche questa è come le monache, ha 22 di attacco corpo a corpo, difesa 10, 25 nella carica, contro le cavallerie 15, armatura 9 anche questi. Gli eroi hanno tutte queste armature 9 e 10, che comunque se però gli avversari sono alte, perché sono tipo i samurai con Naginata che hanno le armature più alte tra le unità basi, hanno 9, queste hanno l'armatura di samurai con Naginata. Però l'esperienza insegna a Piaderoli che se il nemico ha dei monaci con arco, con il danno, con i due pallini nei danni nel danno arco, puoi avere l'armatura che vuoi, che tanto passa le armature. Quindi è come non avere, bisogna stare attenti comunque, non pensiate che siano immortali. Però comunque anche queste come statistiche, 1100, 1000 come costo, sono buone come statistiche, bisogna testarle. Vediamo un pochettino un'altra unità nuova, altri due eroi nuovi sono questo, che praticamente sono i guerrieri con Tetsubo di Tadakatatsu, che praticamente sono, avete presente quell'eroe che utilizzo anch'io molte volte, che è questo qua, l'eroe monaco guerriero con Tetsubo, che gli dà un grande attacco, però sono molto scarsi contro le cavallerie. Ecco, questo è praticamente un altro tipo di eroe come quello, che hanno 40 di morale, attacco corpo a corpo 30, difesa 7, bonus nella carica 20, armatura 10, sono molto corazzati, fanno pena contro le cavallerie, se ve li beccano fanno culo tanto, però se ti beccano un'unità te la dovrebbero distruggere. Tocca vedere sempre il numero di unità, secondo me sono molto piccole come unità, nel senso che comprendono pochi numeri, perché hanno comunque delle abilità appunto alte e delle statistiche parecchio alte per poter essere di numero maggiore. I maestri di spada, questi qui sono praticamente, penso, gli eroi con le statistiche similari ai Nodachi, perché hanno morale 40, un attacco corpo a corpo alto, una difesa corpo a corpo bassissima e hanno un bonus nella carica di 45, che i Nodachi senza gettoni upati al massimo nella carica hanno 40, pensate un po'.
armatura 8, quindi comunque se hanno una buona armatura si dovrebbero difendere bene, però questa se impatta contro un'unità nemica la disintegra, c'è bonus una carica 45. Quindi praticamente sono stati aggiunti, cioè al costo di 2 euro, la DLC costa 2 euro, sono state aggiunte diverse unità di eroe, ovvero di elite, insomma, come vengono chiamate da quando c'è il nuovo Shogun, che danno morale e hanno delle abilità molto più alte rispetto all'unità base. Adesso bisogna provare a utilizzarli, Federoli, e sono molto curioso di questi ninja. Adesso penso che nella prossima battaglia li proverò ad utilizzare. Il costo è molto alto, 1728, minchia. Adesso provo a farmi una battaglia ostata e poi magari nel prossimo multiplayer che metterò vedrete qualche eroe utilizzato. E niente, spero di essere stato esaustivo. Se con qualcosa non sono stato chiaro chiedetemi, che lo specifico nel prossimo video che metto di Shogun. Questo voleva solo essere una presentazione di questa DLC. Queste sono tutte le unità che sono state aggiunte e se avete altre domande chiedete pure, non abbiate timori. Per cui aspettate un attimo che vedo forse una cosa che non ho visto prima. No, moschettiere e cavallo, sì, scherzavo, Piederoni, è tardi e sono un po' cotto. E per cui niente, dai, per questa DLC direi di aver detto tutto. Le unità sono queste qua. E vi ringrazio comunque per l'attenzione e alla prossima. Buono Piederoli, per questo video direi che è tutto, per cui adesso vi faccio un breve riassunto di cosa vi può offrire la mia home del canale, tra la mappa del canale molto comoda con una breve spiegazione di come utilizzarla e vari link che troverete nella mia home page, oltre che li trovate ovunque, però comunque così avete anche un modo, c'è una spiegazione diretta di come accedervi. Per cui andiamo subito a fare la spiegazione. Allora Piederoli, eccoci qui nella mia pagina di primo piano, quella che voi vedete. Per andare nella mappa canale basta che voi arrivate qua, oltre che c'è sempre il link in tutti i miei video, arrivate qui e cliccate sulla mappa canale, che trovate il link qua. Una volta entrati in questo link, adesso qui l'avevo appena guardato, partirà il video. Se l'avete già visto saltate la parte introduttiva, andrete direttamente nelle macrofasi con l'apposito link e da qui praticamente vi troverete tutti i link e vari progetti. Allora per Is the Otinfelgan, in questo caso che è monoprogetto, che c'è solo una playlist, andate direttamente nella playlist. Se no prendete e andate nelle pagine di ogni gioco Shogun e compariranno campagne multigiocatore, Worms, tutti i vari progetti multigiocatore con io contro Commander, il torneo che abbiamo fatto, Warcraft, campagne multigiocatore, Eredan eccetera, Medieval 2 eccetera. Cosa importante molto sono i sondaggi. Qui praticamente verranno sempre, vedrete qui lo stato attivo, come siamo, a che punto siamo dei sondaggi. Adesso molti nuovi progetti verranno messi qua a votazione con i mi piace, sondaggio, indice, gradimento canale, questo è sempre attivo e poi mano a mano che vengono aggiunti li posterò qui in buona sostanza. Quelli che poi rimangono attivi rimangono, quelli finiti li toglierò direttamente. Per quanto riguarda la mappa canale è tutto. Andiamo invece a vedere sempre cosa c'è tramite nella mia home che ho messo di nuovo. Praticamente la mia nuova pagina di Facebook, cioè qui sarà sempre aggiornata con i video, cioè se non avete voglia di entrare sempre in YouTube e utilizzate quasi solo Facebook, tramite la pagina vedrete i miei video, verranno postati sempre i miei video nuovi, le cavolatine che metto, immagini, foto di cavolate, insomma tutto quello che mi va di caricarsi nella pagina voi le troverete in questa pagina Facebook qua, quindi se entrate e mettete il mi piace poi verrete sempre aggiornati. Skype devo trovare il sistema di mettere il mio contatto, adesso prima o poi ce la farò, e Steam entrerete direttamente nel mio profilo dove potete chiedermi il contatto o se no postarmi i commenti nel profilo di Steam anche, che io comunque Steam lo controllo periodicamente. Quindi per quanto riguarda la mia home del canale aggiornata è tutto qua. Rieccomi qua con il mio faccione. Dai, spero che comunque vi sia stato di vostro gradimento tutto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.